Il digrignamento è lo sfregare i denti tra loro, e questo lo si fa di notte, lo si fa con intensità diverse a seconda di quanto stress ho accumulato durante il giorno, mentre un altro tipo di parafunzione è il serramento. Il serramento lo si fa anche di giorno, quindi posso rendermi conto di avere questa parafunzione. La parafunzione, che sia digrignamento o serramento, genera comunque un iperlavoro muscolare, generando un impatto chiaramente traumatico a livello degli elementi dentali, che si ripercuote inevitabilmente a livello delle articolazioni. Col passare del tempo, da una situazione, diciamo, funzionale alterata, ho la tendenza a sfociare in una vera e propria patologia articolare, che inizia semplicemente con un piccolo rumore che io avverto aprendo e chiudendo la bocca, che si chiama click, e che spessissimo viene sottovalutato. In realtà, quello è il primo sintomo di una patologia articolare che avrà un'evoluzione col passare del tempo, portando l'articolazione ad andare progressivamente in artrosi e generando disturbi quali riduzione della capacità di apertura della bocca, dolori muscolari o articolari che possono anche essere a volte confusi con dolori all'orecchio.